Amiche di Mistopolini, io vi presento un ragazzo che ha un look straordinario, uno che io sono già un suo fan. Ve lo presento, l'aspirante Miss numero 1. il numero 1 in assoluto. Addirittura, dai. C'è uno che si è pettinato per 8 ore di seguito prima di venire qui, è vero? Sì, Allora, come ti chiami? Giuseppe. Allora, Giuseppe, per gli amici Peppino. Peppino, o Chris, dai. Ok, senti Peppi, allora quale buon vento ti porta qui a Mistopolini? Allora, mi ha costretto la mia ragazza. E mia mamma, pure sai la mamma com'è? Dice sempre, vai, prova, per le mamme sono tutti belli figli. Tra l'altro tu è una cosa bella che sei venuta a iscriverti con la tua ragazza. Sì. Quindi è una cosa molto bella, sicuramente farete una bellissima esperienza. Sì, dai, bella esperienza, divertente. Lei è gelosa? Ah, un po'. Beh, più geloso io. Più geloso. C'hai la faccia di uno geloso, eh? Geloso. Più o meno, insomma. Ecco, senti, cosa sogni di fare? Cosa sogni di fare? Vediamo adesso come va qua, magari di arrivare, non esagerando. Tra l'altro tu hai la scarpa che si abbina in un colore che si abbina alla tutto studiato il look. Fantastico. Senti, allora, comunque ben arrivato a Mistopolini, in bocca al lupo. Ci fai una bella faccia simpatica per far vedere che sei un ragazzo che Peppino è simpatico, al di là di tutto. Faccio brutto. Bella, eri brutta a sufficienza, comunque andava bene. Senti, in bocca al lupo, divertiti, eh. Ok, grazie. Vuoi fare un salutino? Ma i miei amici, le amiche fuori, Jessica, Sara, Deggio, gli altri, poi... Oh dai, così no? Saluto, ciao mamma, magari come fanno sempre. Salutate Peppino, ti hanno salutato, eh? Ok, in bocca al lupo, ciao.